Buongiorno, io sono Emilia Laugelli, prendo il posto del dottor Costa che ci siamo? Ecco. È il responsabile del personale sanitario della Regione Veneto, il direttore. Ecco. Per svolgere la relazione, dunque io sono una collega responsabile dell'unità operativa di psicologia clinica ospedaliera dell'ospedale dell'ULSS 4 Alto Vicentino. Per svolgere la relazione che mi è stata assegnata dal titolo Lo stato dell'arte nel Veneto, non posso che non partire dallo spiegare, dal raccontare quello strumento importantissimo che veniva citato prima, che si chiama piano socio-sanitario regionale, che in Veneto ha tenuto occupati per circa un anno e mezzo tutti gli operatori del settore sociale e sanitario, tutti i protagonisti del mondo sociale e sanitario, per poter riscrivere, come diceva bene il presidente Padrin, dopo 17 anni il nuovo strumento programmatico della Regione. Il piano è dunque un documento di programmazione sociosanitaria approvato nel 2012 dalla Regione Veneto. Per chi non conosce le caratteristiche del sistema dei servizi per la salute della Regione Veneto, desidero far notare la doppia S, sociale e sanitario. Parlerò quindi di distretti sociosanitari, di piano appunto sociosanitario, di unità locali sociosanitari, di piani di zona e di piani di comunità. E peculiarità di questa regione infatti l'alta integrazione sociosanitaria. Qui il sociale e il sanitario viaggiano insieme sia per la programmazione che per i servizi. Nella nuova programmazione i principi generali del piano sociosanitario sono quelli che vedete nella prima slide. Andrò in maniera molto veloce poi per lasciare spazio alla collega dopo. I principi sono questi: la centralità della persona, l'equità, l'umanizzazione, la troviamo già fin dall'inizio, l'integrazione sociosanitaria, ospedale, territorio e realtà locali. Nessun progetto è portato avanti senza l'unione insieme con le amministrazioni comunali, la responsabilizzazione e la sostenibilità. È un piano sociosanitario che vuole essere un patto con una comunità partecipe e competente. Il buon governo perciò non si limita alla gestione oculata delle risorse economiche, ma significa anche impegno per garantire certezza di risposte, sicurezza per il paziente, qualità delle prestazioni, valorizzazione della relazione tra professionisti e assistiti e presa in carico coordinata e gestione integrata del paziente. I piani del nodo sono questi essenzialmente: l'assistenza territoriale, il distretto sociosanitario, le cure primarie e le medicine di gruppo integrata, la centrale operativa e l'assistenza ospedaliera. In maniera veloce le vediamo una alla volta. Quando si parla di comunità si parla di assistenza territoriale. Il problema non è la deospedalizzazione, ma è collocare la persona, la sua vita, le sue relazioni nel territorio, nella sua casa, nel luogo più adatta alla cura personalizzata. Quindi le principali novità sono la rete assistenziale, le medicine di famiglia e di continuità assistenziale in grado di rispondere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il potenziamento dell'assistenza domiciliare e delle cure palliative e lo sviluppo di strutture di ricovero intermedie, gli hospice, gli ospedali di comunità e le unità riabilitative territoriali, più i percorsi assistenziali guidati, supportati e tutelati anche con strumenti che tutelano le transizioni. Il ruolo importantissimo ce l'ha il distretto sociosanitario nella programmazione dei servizi, che è il centro del governo del territorio per il ruolo che ha in Veneto da sempre, con la garanzia della presa in carico che risponde all'esigenza etico-sociale di accompagnare il cittadino nel complesso percorso assistenziale. L'attuale organizzazione e lo schema del piano sociosanitario è quello di avere un distretto unico per ogni ULSS, con una dimensione organizzativa e una dimensione di cura strutturate in unità operative complessi, semplici e dipartimentali. Unità operative delle cure primarie, delle cure palliative, delle cure specialistiche, l'unità operativa di infanzia, adolescenza e famiglia, con i servizi per l'età evolutiva e consultorio familiare, e l'unità operativa della disabilità.
Sarebbe anche superfluo dire che il ruolo dello psicologo in questo schema ha la sua operatività principale sul territorio e nei suoi servizi: i consultori familiari, la tutela ai minori, i servizi affidi e adozioni, l'età evolutiva, la neuropsichiatria infantile, i CSM, la disabilità, eccetera. Poi la centrale operativa del territorio H24, le professioni sanitarie territoriali, e tutti questi governati da un direttore dei servizi sociali che adesso assume anche quello della funzione territoriale. La rivoluzione del territorio parte dalle cure primarie, come diceva prima il collega, anzi dall'assistenza primaria. In Veneto adesso si chiamerà assistenza primaria. Ma vediamo qual è l'elemento struttura per organizzare bene questa assistenza primaria. È la medicina di gruppo integrata. Per confermare infatti la bontà del modello integrato sociosanitario, quale peculiarità del sistema veneto, come dicevamo prima. Per ribadire che l'integrazione è l'elemento indispensabile per la presa in carico, per affermare che il modello deve essere caratterizzato dall'integrazione delle competenze, per riconoscere che questo modello è parte integrante del servizio sociosanitario, del distretto sociosanitario, e anche per valorizzare la necessità di integrare e coinvolgere tutte le risorse della comunità. Poi abbiamo la centrale operativa, che è uno strumento di coordinamento e di gestione della presa in carico delle problematiche complesse e dovrebbe facilitare l'integrazione di tutti i servizi in rete. Può essere attivato da tutto il personale che vedete, dai medici, dai pediatri, dal personale anche dei servizi sociali dei comuni, eccetera. In questa slide troviamo tutto quello che anche ci appartiene, tipo le dimissioni protette, gli inserimenti nelle case di riposo, l'integrazione con la psichiatria, con la disabilità, eccetera, ma è necessario che sia supportata dalla definizione dei percorsi assistenziali condivisi. Entriamo nel vivo parlando del modello organizzativo della medicina generale, che punta su quella integrata. È recentissimo infatti l'accordo tra la Regione e i medici di medicina generale. Dunque è un soggetto forte, è integrata perché si avvale di risorse messe a disposizione dal distretto, è integrata con i comuni, ha una sede unica, ha un bacino di utenza determinato, è un nodo della rete, è integrato con la continuità assistenziale, garantisce i livelli essenziali di assistenza, si fonda sul lavoro multidisciplinare, realizza programmi di prevenzione, implementa percorsi diagnostico-terapeutici, è supportata dalla rete informativa e informatica, raccoglie dati epidemiologici, è la forma associativa più evoluta per garantire l'H24. L'altro nodo essenziale del piano è l'assistenza ospedaliera. Le principali novità sono queste reti cliniche integrate che hanno criteri di accessibilità, di livelli di sicurezza per i pazienti, ma mantiene le competenze professionali, e poi tutta la rete di emergenza-urgenza quale elemento che regge il sistema. Ecco, in maniera molto veloce, questo è il modello organizzativo della rete ospedaliera veneta, che ha voluto rispettare una gerarchia funzionale, per cui ci sono gli ospedali hub, che sono gli ospedali di riferimento provinciale. Le aziende però di Padova e Venezia costituiscono anche centri di riferimento regionale per alcune funzioni e punti di riferimento nazionali. E poi ci sono gli ospedali SPOC con bacino di circa 200.000 abitanti, oltre agli ospedali nodi della rete, strutture per acuti integrative della rete ad indirizzo monospecialistico. Quelli provinciali sono questi, ci sono anche quelli ad alta specialità e alte tecnologie che sono allocate con riferimento a un bacino di 1 milione di abitanti, valutando le aree a bassa densità abitativa. E poi ci sono gli ospedali di rete che hanno un bacino di circa 200.000 abitanti, che sono sedi di pronto soccorso, di specialità di base, di diagnosi e cura assicurati in rete. Allora, vediamo che però tutta questa organizzazione e questi percorsi devono salvaguardare e tutelare quello che il convegno di oggi ci dice, la centralità della persona. Il principio della centralità della persona, infatti, rispetto ad ogni intervento sanitario, sociosanitario ed assistenziale, deve orientare il sistema sociosanitario regionale e tutte le attività delle aziende, ULSS ed ospedaliere, verso l'umanizzazione, che è quell'impegno socioassistenziale di attenzione civile e di regole morali
in grado di rendere i luoghi di cura e gli interventi sanitari aperti, sicuri, sto leggendo il piano, e senza dolore, conciliando politiche di accoglienza, informazione e comfort con percorsi di cure e di accompagnamento il più possibile condivisi e partecipati dal cittadino. Quando c'è scarsa umanizzazione, lo sappiamo anche, lo vediamo nel nostro lavoro, quando c'è rottura con l'ambiente familiare e sociale, quando ci sono cattive condizioni di accoglienza, quando c'è una delega alla tecnologia o un accanimento terapeutico, quando c'è discontinuità dei tempi della cura, laddove è carente la disponibilità di supporto psicologico, laddove vengono prescritti farmaci come via breve per contenere il disagio. E questo rapporto di Osserva Salute del 2011 ce l'ha detto chiaro. Dal 2000 al 2010 il consumo degli psicofarmaci è aumentato del 400%. E questa abitudine, oltre a pesare in maniera significativa sulla spesa farmaceutica, sappiamo che presenta anche una scarsa adesione ai trattamenti che in buona parte dei casi diventano poi inefficaci e alla fine producono cronicità e non risolvono i problemi. Questi sono gli elementi che conosciamo tutti su cui si fonda l'umanizzazione, la salute come diritto del singolo cittadino e dovere della collettività in una costante interrelazione tra individuo, sistema di cura e comunità. Il benessere inteso come condizione soggettiva di consapevolezza, il rispetto della dignità personale e via. Con il piano si è cercato anche un modello organizzativo in grado di coniugare la continuità e la presa in carico complessiva e globale del paziente con sistemi di integrazione dei vari professionisti rivolti alla cura. Per cui l'umanizzazione non è solo un processo che riguarda la persona, ma è un processo focalizzato sull'intero sistema di cura. La disponibilità e l'attenzione al malato aumentano la sua fiducia e la sua collaborazione e riducono anche il contenzioso. Nel piano troviamo, il piano sottolinea come l'umanizzazione delle strutture sociosanitarie sia correlata anche al governo economico del sistema sociosanitario regionale, ridurre l'abuso dei farmaci, evitare le ospedalizzazioni non necessarie, fare un uso più appropriato degli accertamenti diagnostici, contenere gli interventi chirurgici sono alcuni elementi utili ad orientare le prestazioni ponendo la persona al centro di ogni intervento assistenziale. In moltissimi profili assistenziali complessi, negli ospedali, nell'ambito dell'emergenza-urgenza, ma anche nell'ambito della cronicità e non ultima in quella dell'organizzazione, esistevano per fortuna già prima del nuovo piano esperienze di eccellenza nel lavoro multidisciplinare in Veneto tra medici e psicologi, sia a livello nazionale sia a livello regionale, però non erano normati. In linea con quanto detto, il piano sostiene che per rendere effettiva l'umanizzazione appaiono determinanti queste scelte, che non leggo perché comunque le abbiamo già viste prima e le troviamo nel piano. Quindi il nuovo piano ha scelto soprattutto di sviluppare un'attività di psicologia clinica ospedaliera all'interno dei presidi ospedalieri in stretta sinergia con i servizi territoriali, con funzione di diagnosi, sostegno, psicoterapia breve, nonché formazione e supervisione degli operatori sanitari e promozione della salute in ambito psicologico anche del personale ospedaliero. La quinta commissione, presieduta dal presidente Padrin, infatti nella seduta del 26 settembre del 2013 ha esaminato e citato il provvedimento giuntale e espresso parere favorevole affinché ci fosse l'attivazione in ogni ospedale di riferimento provinciale di un'unità semplice a valenza dipartimentale di psicologia clinica ospedaliera collocata in staff alla direzione medica. Questa è stata una rivoluzione per il Veneto, perché si può lavorare sul benessere organizzativo anche degli operatori sanitari all'interno delle nostre aziende. Quindi nelle schede ospedaliere, 10 anni dopo, per cui 17 anni l'approvazione del piano aggiornato sociosanitario, 10 anni dopo sono state approvate le schede, troviamo l'unità operativa semplice e dipartimentale di psicologia clinica ospedaliera in staff alla direzione medica. Se nell'ospedale è stata prevista la figura dello psicologo clinico, ora la Regione da pochi mesi ha voluto avviare anche la sperimentazione dello psicologo di base,
tenendo presente quello che dicevo prima rispetto alla valenza e all'importanza che ha la medicina di gruppo integrata all'interno dei distretti sociosanitari. Con la messa nel BUR numero 59 del 13 giugno 2004, con la deliberazione di giunta 716, dal titolo con presenza della figura dello psicologo di base nell'ambito dell'organizzazione territoriale e regionale a supporto dei medici di assistenza primaria. Medici di medicina generale o medici di assistenza primaria è la stessa cosa, che anche i termini poi si evolvono. La Regione ha proposto quindi di sperimentare questa figura all'interno di 2 medicine di gruppo, uno presso la Casa della Salute di Schio dell'azienda ULS numero 4 e uno presso l'UTAP Med 10 dell'azienda 7 di Pieve di Soligo a Cappella Maggiore. La Casa della Salute di Schio ha una caratteristica: sono stati chiusi 2 ospedali per aprirne un altro, per cui questi 2 presidi territoriali sono diventati la sede di tutti i servizi sociosanitari extraospedalieri, è diventata la prima casa della salute del Veneto, e questa medicina integrata, fatta da 15 medici di medicina generale per circa 18.000 abitanti, sta sperimentando questa figura insieme con il collega Nicola Micheletto, che la sta gestendo invece a Cappella Maggiore, sempre 15 medici di medicina generale per circa 18.000 abitanti. La sede è nelle sedi delle medicine integrate, abbiamo gli ambulatori dedicati e al fianco dei medici di medicina generale. Perché la Regione ha voluto inserirla lì? Perché è il luogo giusto dove il modello organizzativo operativo come subarticolazione del distretto, che a seguito dell'aggregazione in un'unica sede dei medici facilita accoglienza, accessibilità, continuità e assistenza delle cure H24. La gestione unitaria e integrata dei percorsi e dei processi, la medicina di iniziativa e organizzata della cronicità semplice e complessa. Troviamo degli ambulatori dedicati per esempio alla diabetologia, a chi soffre di patologie croniche, per cui vanno a sgravare le liste d'attesa dei medici e sono ambulatori dedicati, e troviamo un bacino di utenza molto interessante, e la presa in carico soprattutto delle fragilità attraverso un'equipe multiprofessionale dove c'è anche lo psicologo. È una sperimentazione diversa da quelle che in Italia ci sono state fino adesso, perché il medico che deve trovare la sua motivazione e il significato importante anche per il paziente, per cui abbiamo dovuto fare dei piccoli corsi di formazione anche perché il medico cominciasse a ragionare in un'ottica di multidisciplinarità e lasciasse quella parte di sintomi che potevano essere il preludio di una patologia crescente agli psicologi, perché lo trattassero e poi eventualmente lo inviassero ai servizi territoriali competenti. Per cui ci siamo chiesti a cosa può servire lo psicologo di base. Come servizio di primo livello, collocato a fianco dei medici di assistenza primaria, senza creare un altro servizio o diventare un doppione di quello presente, però può affrontare i problemi. Abbiamo visto che era una terra grigia, una terra di nessuno. Chi sviluppa alcuni sintomi, chi ha alcune difficoltà del ciclo della vita, chi deve affrontare un lutto, chi deve affrontare una diagnosi, laddove non esistono le psicologie ospedaliere o comunque non si può accedere ai servizi territoriali perché le liste d'attesa sono lunghissime. Ecco, in quella terra di nessuno abbiamo cominciato a piantare un semino, e questo è importante perché, essendo uno strumento della Regione, potrebbe diventare domani, la sperimentazione finisce ad agosto, ma potrebbe diventare, con l'aiuto di tutti, e l'invito che mi ha fatto il Presidente De Carlo lo accolgo volentieri, lavoriamo insieme perché questo diventi il futuro dei giovani psicologi, dei colleghi che comunque hanno davanti una professione importante da portare avanti. La collaborazione dei 2 ruoli sta proprio nell'intercettare quella parte della popolazione che pone una domanda specifica, dove il medico evidenzi una condizione prepatologica e chieda una consulenza per analizzare la situazione e anticipare l'esordio di disturbi che potrebbero diventare problematiche sanitarie importanti. Perciò si rivolge al singolo utente nelle diverse fasi del ciclo di vita, come dicevo prima, alla coppia, alla famiglia, e svolge interventi di diagnosi, di sostegno breve. La delibera parlava di massimo 3 sedute, è impossibile fare 3 sedute, 4, 5, poi un follow up. Comunque
basta, per alcuni disturbi basta, e poi di raccordo con i servizi specialistici, servizi sociali, eccetera. La compresenza può migliorare la performance di entrambi proprio per processi di apprendimento reciproco di competenze e di informazioni, che non è male. Il tipo di intervento è breve, gratuito per l'utente, rapido e con facilità di accesso. È un ambulatorio, dicevo prima, di primo livello, con accesso su prenotazione, e il medico che prenota tramite l'agenda informatizzata della medicina di gruppo integrata o su invio accompagnato direttamente dal medico senza impegnativa rossa, per cui non si paga il ticket. Il medico, in base alle situazioni e ai bisogni espressi dall'utente, prenota in uno spazio dedicato l'accesso allo psicologo di base. Il monitoraggio e la valutazione dell'esito lo stiamo facendo, lo stiamo effettuando. Entro il 31 agosto dovremmo portare i primi risultati. Ho preparato anche delle slide a nome della Regione per rendervi così evidente il lavoro che sta facendo un pool di psicologi dal giugno del 2012, all'indomani di quella tragica primavera nel Veneto che vedeva all'ordine della cronaca moltissimi suicidi di imprenditori. Nel giugno del 2012 il governatore Zaia, con una delibera che ha portato direttamente lui in giunta, la 939 del 5 giugno 2012, ha messo in piedi questo progetto, che adesso è diventato un servizio che è entrato nei LEA regionali, che si chiama Inoltre. Questo è il link della Regione Veneto. È costituito da un numero verde, ha un obiettivo che è quello di promuovere la salute degli imprenditori e quindi del territorio, anche se dopo 2 anni e mezzo il nostro è un telefono aperto per tutti quelli che hanno bisogno rispetto ai temi del lavoro, che poi sono i temi trasversali della nostra vita, attraverso la gestione della ripercussione della crisi economica. Il servizio funziona così: c'è una piattaforma con un numero verde gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Oltre alle forze dell'ordine e servizi di pronto intervento, tipo il pronto soccorso, c'è anche questo, gestito esclusivamente da psicologi. Viene raccolta la richiesta, viene gestita l'emergenza, viene elaborata l'esigenza attraverso degli strumenti messi a punto dall'Università di Padova. C'è un accompagnamento poi per i casi più difficili, un accompagnamento territoriale con la costruzione e l'avvio di un percorso strutturato in base alle esigenze dell'utente e alle risorse che il territorio offre. Ne ho io la responsabilità, come ULS 4 abbiamo fatto una convenzione con la supervisione del professor Turchi dell'Università di Padova e con gli psicologi appunto del Dipartimento FISPA. Il numero di chiamate, ho aggiornato le slide a venerdì, sono 1960 alla scorsa settimana, 2 anni e 9 mesi, ed è un indicatore per valutare l'esigenza dei cittadini di avere un punto di riferimento a cui rivolgersi per un coadiuvo nella gestione delle proprie problematiche e soprattutto per l'identificazione dei servizi. Da buoni psicologi siamo riusciti in questi 2 anni e mezzo a creare rete nel territorio, non soltanto con i servizi sociosanitari, ma con le forze dell'ordine, di cui andremo a stipulare, proprio stamattina mi è arrivato il progetto approvato dal generale dell'Arma della Regione Veneto, ma soprattutto con le associazioni e le categorie imprenditoriali, artigiani, commercianti, industriali. Sono quasi tutti iscritti a queste associazioni le persone che si rivolgono a noi, ma vi assicuro che nei momenti della crisi, nei momenti del disagio, quando arriva la cartella di Equitalia o arriva il pignoramento della casa, non c'è industriale che tenga. La persona viene, come dire, bloccata, ingessata nella propria angoscia, magari ha ritardato nel tempo la necessità di dirlo ai propri familiari, e colto da questa grande amarezza, questo servizio del tutto come dire, osservante della privacy aiuta, perché andiamo noi, siamo gli psicologi che vanno verso la persona che chiede, per cui gli interventi si fanno a domicilio, si fanno in azienda, si fanno nei luoghi informali, e c'è l'incrocio con il territorio, c'è questo agganciarsi vicendevolmente che, come dire, è un atto per la salute e verso la salute. È stato istituito poi dal direttore della sanità questo tavolo regionale che si chiamava Bisogni di psicologia. L'abbiamo portato avanti, vero Nicola, in qualche mese. C'era anche l'ex presidente dell'ordine
che ha suggerito diverse azioni. Chiudo ricapitolando quello che è anche la nota essenziale della 833, no? Quando parla del nostro tema di questa mattina. Basilare dunque è il rapporto relazionale del cittadino con il sistema sociosanitario regionale, per cui il paziente non dovrà mai essere un caso, ma resta sempre una persona, e la cura sarà l'espressione di un progetto umano psicologico e non di un approccio teorico-scientifico disgiunto dalla sfera psicoemotiva. Tante volte i documenti, le leggi, come dire, le delibere parlano meglio di noi quando facciamo le relazioni, però utilizzando alcune loro frasi forse riusciamo a rendere l'idea. Grazie.